Matteo Berrettini è il segno di ripartenza e rilancio del tennis italiano. Ne è convintissimo Karel Novacek, tennista cecoslovacco, 30 anni fa, nel 1991, numero 8 al mondo nelle classifiche internazionali. Novacek è stato ospite dell'Excelsior del Lido di Venezia per partecipare agli Sport Academies e ha incoronato il nostro talento del tennis azzurro, Matteo Berrettini. Un giocatore italiano in finale a Wimbledon non era mai accaduto prima, vuol dire che il tennis italiano sta crescendo di un livello. Ho un amico che sta investendo in questo sport, Thomas Schmidt. Credo davvero che il tennis italiano stia crescendo e che Berrettini abbia le potenzialità per diventare il numero uno al mondo. Novacek è arrivato all'Excelsior fortemente voluto dal general manager Alessio Lazzara per attrarre nuove fette del turismo sportivo dell'It in Laguna. Per una settimana ha giocato e insegnato tennis ai bambini nei campi in terra rossa del Tennis Club Venezia, storico circolo in lungomare Marconi, che ha ospitato in passato anche la celebre Coppa Valerio, e si è dichiarato innamorato del fascino di Venezia. Sono già stato a Venezia. L'ospitalità dimostratami dall'Excelsior è stata davvero fantastica. Il servizio, le persone e tutto lo staff sono stati davvero molto disponibili. È un resort a 5 stelle che ne meriterebbe il 6. Posso dire che sto vivendo uno dei momenti più belli della mia vita. Il 9 agosto sbarcherà poi in Laguna il Signore degli Anelli, Yuri Chechi, e poi a settembre, dopo la mostra del cinema, sarà il turno dell'asso del ciclismo, Claudio Chiappucci.